di Enzo Fallica per il film del primo tempo. Dopo 2 minuti Sessa verticalizza per Cocimano, il velo su Caronia che cade all'ingresso in area per il direttore di gara, è solo calcio di punizione. Lenna protesta perché voleva il calcio di rigore. Questo il nostro rallenti per fare luce sull'accaduto. Nel frattempo sul calcio di punizione che ne segue Cocimano se la fa appoggiare, spara leggermente alto sopra la traversa. All'8º ancora Lenna prova a sfondare con Cocimano, riesce a farlo, carambola su Agudiak, il toro argentino mette per Caronia a destra, prende la mira dal limite, Angelo Caronia, 1-0 del Lenna dopo 8 minuti, preciso a fil di palo, il suo tentativo non può nulla. Thomas Franco, sembra una partita cominciata in discesa per Lenna, quella del generale Gaeta, ma al 12º primi problemi per mister Pippostrano, alza bandiera bianca Arcidiacono, al suo posto Prestia, non cambia però il monologo del match. Al 19º continuano a spingere i padroni di casa per vie centrali sull'assist di Guzzardi, infatti Cocimano prova la verticale, si ritrova il pallone, Cocimano va allora da solo dal limite col sinistro, arriverebbe poi il gol di Caronia sulla ribattuta di Franco, ma secondo il direttore di gara questo è fuori gioco. Arriviamo fino al 22º, Lenna cerca il raddoppio, lo fa dalla destra con Agudiak servito da Prestia, Agudiak all'indietro, il velo di Prestia, va Cocimano col destro di prima intenzione, sfera che termina fuori, bellissima però la chance per Lenna in questo caso. 25º, Sessa riceve il pallone, cerca e trova il triangolo con Cocimano, la rimette all'indietro, il numero 10 spara col sinistro, col piedone, Thomas Franco riesce a deviarla in calcio d'angolo. 29º, punizione di Ramraoui sul secondo palo, svetta Capitan Federico, solamente l'esterno per lui. Al minuto 40 un cross dalla destra, stavolta di Prestia, va a trovare sul secondo palo Caronia che la controlla, potrebbe concludere. L'uscita di Franco era tutto fermo per posizione di fuorigioco. 41º, Lenna protesta sempre dalla destra, i pericoli maggiori, il pallone arriva a Caronia che entra in area, viene disarcionato così da Lamraoui, poi si rialza ma soltanto per protestare. Il terzo episodio che fa storcere il naso ai gialloverdi è quello del calcio di rigore mancato su Caronia. Nel frattempo dalla distanza è Duarte a provare a impegnare Caruso che risponde presente tuffandosi sulla sinistra. Minuto 42, lancio di Bonanna, Gudiak fa la guerra e la vince, entra in area, Gudiak va col sinistro, la mira non è delle migliori sopra l'incrocio dei pali. Termina così il primo tempo al generale Gaeta, 1-0 tra Enna e Mazara in questa nona giornata del campionato di eccellenza. Decide il gol realizzato all'8º da Angelo Caronia. Sempre le immagini di Enzo Fallica per raccontarci la ripresa, prima occasione e sempre dei locali con Agudiak per vie centrali, cerca l'appoggio in Cocimano, subito di prima intenzione per Caronia, apre il piattone, gran parata di Thomas che riesce a deviarla in calcio d'angolo. 62º, il portiere del Mazara nuovamente protagonista, stavolta su Cocimano che prova a sparare dalla distanza, risponde il numero 1 giallo-blu, poi clamoroso l'errore da parte di Ivan Agudiak che di fatto gliela spara addosso dal corner che ne segue il traversone, pesca Cocimano a centro area, colpo di testa a fil di palo. Minuto 73, termina la partita di quello che fino a quel momento il match winner, ovvero Angelo Caronia dentro la Vardera. 77º, occhio al Mazara, colpo di tacco di Federico, Duarte allarga a sinistra per il neoentrato Illiano che si ritrova tutto solo a tu per tu con Caruso ma perde il tempo della giocata, se la porta a sinistra la sfera e poi direttamente sul fondo esce strano dentro di Dio quando mancano 10 minuti al termine della partita. 82º, attacca Lenna con Prestia che qui sbuca con una magia a due avversari, poi col sinistro trova la Vardera, la spaccata dell'ex Marina di Ragusa termina direttamente fuori. 85º, molto simile l'azione con Agudiak che riceve la sfera dalla rimessa laterale, si difende, riesce a passare, Agudiak mette in mezzo la difesa del Mazara, allontana il pericolo. 88º, proprio la formazione ospite con questo lungo rilancio, il pallone termina sul petto di Gomez che spara questo destro che vale l'1-1 ancora una volta nei minuti finali. Lenna vede sfuggire un risultato prezioso, un possibile +3 per questa cannonata di Gomez, rimane impietrito, non può far nulla Caruso. Al 92º in extra time viene espulso Pippostrano, poi il triplice fischio al generale Gaeta, termina 1-1 tra Enna e Mazara e ovviamente tanti rimpianti per i gialloverdi visto il risultato in concomitanza di 1-1 tra Mazzarese e Agragas.